Si chiamava Giovanni De Marzi, il giovane di 25 anni di Arzignano che è morto nella notte a seguito di un incidente automobilistico all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Era arrivato dopo mezzanotte in condizioni disperate, dopo che i sanitari del SUEM avevano cercato di rianimarlo sul posto. Era in sella alla sua moto di media cilindrata dopo le 23 lungo viale Vicenza quando ha centrato un'auto in corsa. La violenza dell'impatto lo ha scaraventato lontano parecchi metri e alla fine i gravi traumi riportati non hanno lasciato scampo al giovane. Secondo le prime indiscrezioni sulla dinamica dell'incidente rilevate dai carabinieri di Valdagno, l'automobilista avrebbe tagliato la strada al Centauro per entrare in un parcheggio. Ad un successivo controllo con l'alcol test, il conducente non avrebbe riportato valori positivi nemmeno sull'uso di sostanze stupefacenti. L'automobilista è uscito praticamente illeso dal sinistro, ma è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale. Una disgrazia che ci lascia increduli e colpisce tutta la comunità. Un altro tragico incidente si porta via, o meglio ci porta via un'altra giovane vita, una giovane vita spezzata, quella di Giovanni, un ragazzo splendido. E siamo increduli e esprimiamo, e l'amministrazione tutta si unisce nell'esprimere il proprio cordoglio e tutta la vicinanza che può alla famiglia.